Alfio Ribon, allenatore a Agorà Volley Mestre, purtroppo sconfitto 3-0 dalla Pallavolo Padova, però diciamolo, sei comunque orgoglioso dei tuoi ragazzi. Sì, nonostante la sconfitta pesante e amara, però insomma noi la conoscevamo già questa squadra, la sapevamo che erano più forti, obiettivamente. E quello che vorrei dire è soltanto che questo per noi probabilmente era il massimo possibile che potevamo raggiungere. Di più era improponibile, impensabile. Per cui un bravo ai ragazzi e complimenti per tutta la squadra avversaria, veramente è una squadra importante, forte, con mezzi fisici notevoli, con qualità tecniche notevoli, un grandissimo allenatore. Speriamo che abbiano una bella avventura alle finali nazionali. Diciamo che tu avevi parlato della difesa come possibile chiave per la vostra partita, purtroppo non è stata tale, ecco. No, anzi forse è stata una delle cose in assoluto peggiori che abbiamo, una delle prestazioni in difesa che abbiamo fatto. Però insomma la cosa lampante è stato l'inizio della partita, il primo set è stato lampante, noi eravamo fermi, immobili, bloccati, paralizzati dalla finale e dall'importanza della partita, soprattutto dalla sostanza. Noi non siamo abituati a fare partite di questo genere, questa è la sostanza, il resto dopo è stata la conseguenza, la difesa deve essere l'arma più forte, è stato il momento forse in cui non abbiamo reagito meglio. L'emozione più grande in questo percorso verso la finale comunque il derby vinto contro il Volley Team Club in semifinale. Sì, quello è stato per noi, oltretutto per quello per noi è un derby, di solito ci giochiamo sempre tra di noi, è stata una cosa importante per noi. Tutte e due le partite che abbiamo fatto, addirittura migliore addirittura la prima, per la prestazione senz'altro la prima, per il risultato e quindi per la qualità dopo cui è stata raggiunta la seconda è stata una prova di orgoglio. Dopo i primi 2 set era difficile pensare di ribaltare la partita, ma complimenti ai ragazzi perché sono stati veramente in gamba forte. Allora complimenti comunque all'Agorà Volley Mestre e a coach Alfio Ribon, grazie. Grazie a te, ciao.